Continua a tenere banco la vicenda dei 149 vitalizi che l'Assemblea regionale siciliana continua a pagare a deputati od eredi, dopo aver applicato una minima riduzione per un periodo temporale di 5 anni. Ed infatti il Consiglio dei Ministri ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sul caso e dunque sulla legittimità dei tagli ai vitalizi. E la sentenza della Corte potrebbe a cascata avere effetti anche su quanto applicato nelle altre regioni italiane. Per il Consiglio dei Ministri alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali ed i vitalizi del Presidente della Regione, dei consiglieri e degli assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dalla Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione. L'aspetto più critico della legge approvata dall'Assemblea regionale sarebbe la temporalità della norma, in quanto il taglio è previsto per soli 5 anni. Se i giudici dovessero confermare la tesi del governo Conte, l'Assemblea sarà tenuta a modificare la norma abrogando il limite. In caso contrario, la legittimità della norma potrebbe portare anche le altre regioni ad introdurre il tetto temporale. In Sicilia, il lavoro elaborato da una commissione speciale ha previsto una riduzione lineare del 9,25% con un ulteriore 5% che si applica per gli assegni da 32 a 67 mila euro e del 10% per quelli oltre 62 mila euro. Il risparmio calcolato è di 2 milioni all'anno, 10 nell'intero periodo. Il Movimento 5 Stelle aveva definito la legge un vero e proprio indecente capolavoro ed ora invita il presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè, a portare subito in aula i correttivi per evitare che a pagare il danno siano tutti i siciliani. Anche il deputato Figuccia sollecita una modifica immediata della norma. Se la casta, con il compiacimento del PD, pensava di aver tutelato se stessa con una sforbiciata light, adesso è bene che si proceda celermente ad una revisione di quanto stabilito per portare un taglio da prefisso telefonico ad un taglio serio e corposo, ha dichiarato il deputato siciliano Vincenzo Figuccia.